Ha perso il controllo dell'autocisterna carica di toulene che si è rovesciata sulla strada, ben 40.000 litri di materiale, un liquido infiammabile incolore e dall'odore simile a quello del benzene sono finiti sulla carreggiata. La sostanza trasportata viene utilizzata in ambito industriale per sciogliere resine, grassi o vernici, ma anche in cosmetica. I suoi vapori potrebbero avere effetti irritanti agli occhi, oltre che naturalmente costituire un inquinante per le falde acquifere. Ferito in maniera lieve il camionista che è uscito da solo dalla cabina del mezzo ed è stato subito soccorso dagli uomini del SUEM 118. Sul posto sono arrivati in pochi minuti anche i vigili del fuoco, accorsi con 4 automezzi e 12 uomini ed il nucleo NBCR, nucleare biologico, chimico, radiologico. Sulla strada è stato steso subito un cuscino di schiuma. L'incidente è avvenuto in via Boschi e la strada è stata completamente chiusa al traffico. Sul posto è stata inviata anche un'altra cisterna per il travaso della sostanza. Oltre al personale ARPAV in via Boschi, anche la polizia locale che ha chiuso gli accessi alla strada per il tempo necessario. Le operazioni potrebbero protrarsi per ore.